Il centro unico per le prenotazioni, il CUP, definisce già quante sono le ore dedicate alla libera professione e già da lì le scala dall'orario di servizio del medico. Quindi abbiamo finita sta storia di andare a timbrare, stimbrare e quant'altro. Stabilire già all'atto della prenotazione al CUP le ore per la prestazione in regime intramenia, calcolando così il tempo da scalare dall'orario di servizio del medico in regime pubblico, all'indomani della vicenda dei 110 medici dell'azienda ospedaliera di Padova accusati di aver dimenticato di timbrare il cartellino per tracciare l'orario della libera professione. Dalla Regione arriva una proposta che intende risolvere una volta per tutte l'annoso problema della distinzione del lavoro medico svolto all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico e l'attività privata. Spero che le associazioni sindacali e le rappresentanze dei medici accettino questa soluzione e spero che si riesca ad arrivare alla fine, perché abbiamo altro di cui occuparsi piuttosto che stare lì a controllare i cartellini. Per Zaia quella veneta comunque è e rimane un'eccellenza a livello internazionale che non può e non deve essere messa in discussione. I medici sono artefici di 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno in Veneto assieme a tutti i loro collaboratori. Se poi c'è una mela marcia, è la mela marcia, non è tutto il cesto di mele marce.